Buonasera e benvenuti amici di Fanner, qui alla Stella Azzurra per la Lega Calcio A5, la Serie A, da una parte i Crazies, dall'altra la Roma Calcio A5 GSA. Vittadello a servire Costa che può ripartire in contropiede, ancora Vittadello, lascia il pallone a Gallinoni, servizio verso Folchitto, dopo una deviazione Folchitto si alza il pallone, la girata, palla alta. Ippoliti, giocata su Venturini, va con il mancino Venturini, palla che sfila di pochissimo vicino al giocatore in maglia rossa. Ippoliti va in avanti e Torri, il tocco verso Venturini, il servizio ancora per Ippoliti, Ippoliti entra in area di rigore, Ippoliti, la conclusione che termina in rete, arriva quindi il vantaggio della Roma Calcio a 5 GSA 1-0. La storia torna indietro, Vittadello tutto solo riesce a trovare la rete del pareggio, non dura neanche un minuto il vantaggio della Roma Calcio a 5, 1-1. In avanti, lancia a cercare e Torri, mette giù il pallone, servito nuovamente Torri sulla destra, entra in area di rigore, la palla al centro, Ippoliti, la conclusione, il palo colpito da Torri, quindi il gioco della Roma Calcio a 5 GSA. Ippoliti salta all'uomo, parte in velocità, serve in area di rigore Toscano che a tu per tu con Pacifici fa 2-1. Sale palla al piede, la conclusione di Gallinoni, parata da Di Giambattista, Vittadello in avanti su Folchitto che si gira, un'ottima parata di Giambattista a salvare il risultato. Vire e Torri, ancora eccolo e Torri che riesce a partire in velocità, a servire Ippoliti, un 3 contro 2, Ippoliti sulla destra verso Venturini, la palla indietro su e Torri, la conclusione, l'ottima risposta di Pacifici che salva la porta e il risultato. E Torri su Ippoliti verso Polvere, ancora Polvere, punta all'uomo, prova a liberare il destro, parata ancora una volta da Pacifici, Roma Calcio 5 GSA. Punta all'uomo Ippoliti, va alla conclusione, Folchitto però è bravo, si fa trovare bene appostato, poi vince un contrasto, serve Costa, solo davanti a Di Giambattista, Costa trova la rete che vale il 2-2, ancora Folchitto però, serve Gallinoni in area di rigore, Di Giambattista ci mette i piedi, poi Gallinoni serve Folchitto che a porta vuota fa 3-2 per i Crazies. 1-2 in meno di 2 minuti per gli uomini in maglia bianca e ora per la prima volta passano in vantaggio. Torri, ancora è Torri, punta all'uomo e Torri va per vie centrali, la conclusione dura pochissimo, la gioia di stare avanti per i Crazies, arriva subito il pareggio della Roma Calcio a 5 GSA 3-3, ancora Polvere, alza la testa, va in verticale a cercare Torri, riesce a beffare Gallinoni e Torri, la conclusione era un passaggio per Toscano che è facile per lui appoggiare in rete, la rete del 4-3. Punizione quindi per i Crazies, da posizione anche molto interessante, già battuto dall'indietro su Gallinoni che alza la testa, va alla conclusione, serie di tocchi, ma palla che alla fine entra in rete, 4-4, beffata la difesa della Roma Calcio a 5 GSA su Costa. Costa in mezzo, preso però il piede e Torri, calcio d'angolo quindi per i Crazies, fa movimento Gallinoni, va alla conclusione, Folchitto di tacco riporta avanti i Crazies 5-4, in avanti 3 contro 3, rientra però la difesa dei Crazies e Costa libera tutto, parte in velocità Folchitto sulla destra, ancora Folchitto al centro, il pallone per Gallinoni che a porta vuota appoggia il tap-in del 6-4. Sbagliata però la misura del passaggio, rimessa laterale quindi per gli uomini in maglia bianca. Vittadello in avanti su Folchitto, si gira Folchitto a tu per tu con Di Giambattista, il pallonetto, palla che però termina fuori, la gioca su Vittadello, chiusa la bandierina Vittadello, recuperato il pallone dalla Roma Calcio a 5 con Venturini che parte in velocità, un 2 contro 2, serve Torri con il mancino, Pacifici salva la porta e salva forse i 3 punti, Giambattista, un'ottima parata che la mette il pallone fuori in rimessa laterale per i Crazies, giocata verso Costa, va la conclusione Costa, questa volta non può nulla di Giambattista, è 7-4. Il pallone consegna così una rimessa laterale per gli uomini in maglia rossa. Venturini
può giocare all'indietro con il suo compagno Polvere, che alza la testa, prova ad andare in avanti, ci va su Ettorri, si gira Ettorri, la conclusione mancina di Ettorri, 7-5, Pacifici, tutto pronto alla battuta, si attende solo il fischio dell'arbitro, arriva, parte Ettorri con il destro, la parata di Pacifici e arriva anche il triplice fischio finale. I Crisis battono la Roma Calcio 5 GSA per 7-5.